anche questa settimana non manca. Buonasera Roberto. Eccomi qua, buonasera a tutti. Allora, a tutti voi che siete all'ascolto, la possibilità per un quarto d'ora più o meno di parlare a filo diretto con il governatore di Regione Lombardia. Il numero per intervenire in diretta è sempre lui, 0266 20 35 29, oppure per SMS il 346 64 277 56. Dico al regista di togliere i sigilli ai nostri telefoni, e mentre aspettiamo la prima telefonata ricordiamo come settimana scorsa abbiamo trasmesso la diretta del Consiglio regionale sulla legge che la stampa chiama anti-moschee, ma in realtà è una legge che va a regolarizzare i luoghi di culto. Vuoi commentare questa legge? Sì, una legge, la stampa ovviamente cerca sempre di presentare le cose che facciamo in modo negativo, e quindi non mi sorprende, non mi preoccupa, mi infastidisce a volte, perché quando regolamenti una attività, un'azione in modo corretto, poi vederla presentata così negativamente fa sempre un po' incazzare, no? Ma ci sta, nel senso che la stampa è così come abbiamo fatto quando abbiamo fatto la legge sul consumo del suolo, per evitare il consumo del suolo, limitare il consumo del suolo in Lombardia, lasciando comunque ai sindaci la responsabilità di decidere. Un giornale, Repubblica, l'ha presentata come la legge per la cementificazione selvaggia. È l'esatto contrario, no? Questo lo dice lunga sulla cosiddetta libera stampa. E così con questa legge sui luoghi di culto, che serve a fare cosa? A dare la parola ai cittadini. Perché dare la parola ai cittadini? Perché qui si tratta della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, del nostro modo di vivere. Fare una moschea o un qualunque altro luogo di culto significa anche, come purtroppo abbiamo visto in questi ultimi tempi, polemiche, questioni che riguardano il presepe sì, il presepe no, sono le nostre tradizioni. Noi vogliamo che i cittadini siano coinvolti, per questo nella legge, ormai è legge, ci sono le misure come il referendum per sentire proprio i cittadini, i diretti interessati. Non è una legge contro qualcosa, è una legge per garantire innanzitutto il principio che le nostre radici sono le nostre radici, e noi vogliamo tutelarle, accogliendo tutti, ma ad una condizione: che chi viene qui rispetti le nostre regole, punto. Chiediamo una cosa strana, inverosimile, o che neghi i principi, i diritti fondamentali dell'uomo? Assolutamente no, è una stronzata dire questo, e quindi sono ben lieto e ben felice che il Consiglio abbia approvato questa legge. Chi si dice contrario o non l'ha letta bene o è mosso da un pregiudizio. In entrambi i casi sbaglia. Grazie mille Roberto. Intanto sono già arrivati due ascoltatori che vogliono fare una domanda a Roberto Maroni, quindi il tempo di dirvi di nuovo il numero: 0266 20 35 29. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, buonasera, saluto Maroni. Ciao Maroni. Ciao. Stai attento. Allora, volevo da te un commento del cardinale Scola, che ha commentato la proposta della Regione Lombardia, e poi un commento di quello che ha detto Alfano Salvini, che tu hai tolto i soldi alla polizia, eccetera. Grazie e ciao, avanti così. Grazie mille, prendiamone un'altra. Pronto? Pronto? Sì, ciao Roberto, sono Renzo 199. Ciao. Alla luce di quello che sta facendo il Pinocchio di Firenze, che sto vedendo che sta occupando tutto, il Presidente l'ha fatto lui, la legge elettorale che si sta facendo la sta facendo per comandare lui fino a quando non morirà, forse. Se mai dovessimo andare alle elezioni, come dice lui nel 2018, resterà qualcosa da fare, o tra loro, tra la legge Bolkestein e una vale un'altra, ci sarà il deserto in questo paese? Grazie Lorenzo. Due questioni già interessanti, Roberto. Sì, questa della Curia di Milano attraverso una fondazione, mi pare, non l'ho seguito bene perché poi le polemiche a me non interessano, a me interessa fare le cose. Io mi convinco, la legge è giusta, va fatta, ok, benissimo, adesso il mio compito è quello di applicarla, non di rispondere alle polemiche
che sono sempre, chissà perché vengono sempre dopo. Se uno ha qualcosa da dire, siccome questa legge non è stato un decreto legge che io ho portato in giunta e l'ho fatto e nessuno ne sapeva niente, c'è stata un'ampia discussione in Consiglio regionale, prima in commissione e poi in aula. Io mi chiedo perché chi era interessato non abbia partecipato, non abbia mandato suggerimenti, proposte, idee, sempre pronti a criticare dopo, no? Perché non va mai bene, perché c'è sempre il politically correct, perché quello che fa la Lega è sbagliato, sempre. Quindi io non voglio commentare questi commenti fatti, perché il mio compito è quello di fare le cose. Dopodiché chi non fa non falla, ok? Ma l'importante è essere convinti delle cose che si fanno, e io la difenderò questa legge come tutte le leggi della Regione Lombardia contro i pregiudizi, contro chi non ha il coraggio di dire le cose prima e sempre critica, no? I criticoni di professione, ecco. La questione Alfano. La polemica Alfano, basta vedere i risultati, insomma, no? Dopodiché uno può dire quello che vuole. I risultati della mia azione di governo da Ministro dell'Interno sono lì sotto gli occhi di tutti. Quando sono arrivato io c'erano 30 latitanti di massima pericolosità, gente che si vantava di averne ammazzati più lui di quanta gente ci sia in un cimitero, gente che aveva sciolto nell'acido, bambini, erano latitanti, 30, massima pericolosità. In 3 anni, quando ho finito di fare il ministro, di questi 30, 28 erano stati presi e messi in carcere, 28, quindi voglio dire risultati concreti. Abbiamo decuplicato i patrimoni sottratti presi alla criminalità organizzata, alla mafia, abbiamo triplicato il numero degli arresti di mafiosi. Questi sono i risultati, e questo è stato fatto grazie alle forze dell'ordine, quindi le critiche vengono nettamente respinte al mittente. Sull'ultima questione ci rimarrà qualcosa da fare dopo che Renzi avrà risolto tutti i problemi del mondo e dell'universo, ma io mi auguro davvero che risolva tutti i problemi. Ho qualche dubbio che lo faccia. Dico solo una cosa riguardo alla misura che lui ha pubblicizzato di più, quella degli 80 euro. Ha dato gli 80 euro prendendo i soldi ai comuni, prendendo indirettamente i cittadini, con la furbata che lui ha dato i soldi e costringe i sindaci ad alzare le tasse, per esempio con questa assurda misura dell'IMU agricola che i cittadini di tantissimi comuni dovranno pagare entro il 10 di febbraio su terreni agricoli che non sono coltivati. Io ho un terreno agricolo, faccio un esempio, no? Che tengo lì perché l'ho ereditato, perché non è che non lo coltivo se non con l'orto, ci faccio l'orto di casa mia. Ecco, io sarò costretto a pagare una tassa sui rovi, sull'erba, sul terreno agricolo, e queste tasse servono ai comuni per compensare i tagli fatti da Roma per pagare gli 80 euro. Sono capaci tutti di fare queste cose con i soldi degli altri. Questo è il fenomeno toscano, no? E non credo che possa durare a lungo una roba del genere. E noi come Lega ci candidiamo, ormai è evidente, ad essere l'unica forza politica che si oppone al renzismo, a questo renzismo che altro non è che l'annuncite acuta. E mi pare che la gente comincia a capirlo bene. Di oggi un sondaggio clamoroso dell'Istituto Piepoli, clamoroso perché dice che il PD è sopra il 30%, poi c'è il Movimento 5 Stelle che è sceso al 18% e la Lega al 15,5%, Forza Italia all'11,5%. Siamo vicini ormai ai grillini, siamo la terza forza politica, pronti fra poco a diventare la seconda forza politica, e questo, con questa legge elettorale, ci consente di dire, e condivido quello che dice Matteo Salvini, che in queste condizioni noi ci proponiamo di essere l'alternativa a Renzi. Quindi anche la questione delle alleanze, di cui discuteremo la prossima settimana, è facile da risolvere. Andiamo da soli
ed è fatta in fretta, diciamo. Roberto, prendiamo le ultime 2 telefonate, abbiamo 5 minuti, quindi chiedo agli ascoltatori di essere davvero essenziali, così Roberto Maroni poi può rispondere. Pronto? Sì, ciao, sarò veloce, mi chiamo William. Ciao William. Ciao Roberto, sono contento di sentirti perché per me sei veramente una persona giusta e fai anche molto bene. Volevo dirti una cosa veloce, non è di primaria importanza, però io sono un tassista. Volevo dirti se si può sistemare questa questione qua di Uber, perché veramente questa è una grande presa in giro, perché sappiamo tutti dietro a Uber che ci sono le multinazionali e che oltretutto non pagano neanche le tasse come le paghiamo noi. Grazie mille, la questione di Uber. Poi prendiamone un'altra. Pronto? Sì, pronto. Sì, salve. Buongiorno, è la prima volta che parlo. Signora, dovrebbe chiamare spegnendo la radio, perché purtroppo non abbiamo una buona ricezione. Quindi Roberto, ti passo solo la risposta su Uber, che comunque mi sembra importante. Sì, è una questione che conosciamo bene. Abbiamo fatto 4 mesi fa, mi pare, un incontro a Milano con il ministro Lupi, ministro delle infrastrutture, che abbiamo affrontato la questione, che è complessa perché c'è concorrenza sleale, ci sono elementi di concorrenza sleale nei confronti dei tassisti da parte di questi qua che vanno in giro a prendere le richieste invece che stare in deposito come dovrebbero stare, essendo conducenti di auto pubblica, vanno in giro. Quindi la protesta dei tassisti io la reputo una protesta giusta, perché non sono rispettate le regole. I tassisti hanno tanti obblighi, tanti oneri, tanti costi, e chi vuole competere con loro lo deve fare rispettando le regole, non aggirando le regole. E proprio per questo si era fatto questo incontro a Milano con la presenza del ministro Lupi, che si era impegnato a organizzare subito un incontro a Roma con me, con il presidente della regione Lazio, perché queste sono le 2 regioni più direttamente coinvolte, con il sindaco di Milano e il sindaco di Roma, per trovare una soluzione e fare un regolamento che sistemasse le cose. Purtroppo questo incontro ancora non c'è stato, abbiamo più volte sollecitato, ma noi come regione non possiamo intervenire a regolamentare questa cosa, perché dipende da una legge dello Stato. Bisogna che il governo si muova, batta un colpo su questo tema, perché altrimenti la questione poi rischia di degenerare, come qualche episodio lo dice, è già avvenuto in passato. Io colgo l'occasione di questa telefonata, risolleciterò il ministro perché faccia questo tavolo dove si affronti, si trovi una soluzione che sia rispettosa delle regole, rispettosa di tutti, in primo luogo di chi lavora sulla strada tutti i giorni, i tassisti, che hanno diritto ad essere rispettati per quello che fanno. Grazie mille Roberto Maroni, ci diamo l'appuntamento a settimana prossima come sempre. Va bene. Grazie mille di grazie questa opportunità di filo diretto che facciamo qui a Radio Padania col governatore di Regione Lombardia.